TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. C'è preoccupazione tra gli oltre 1100 operai impiegati alla Fincantieri di Marghera per le notizie provenienti da Roma sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2024-2027 tra sindacati FIM CISL, FIOM CGL, UILM UIL e Federmeccanica Assital. Oggi, martedì 22 ottobre, il segretario generale della FIM CISL, Ferdinando Uliano, è giunto in fabbrica a Marghera per fare il quadro della situazione, parlando davanti a oltre 600 persone. Non solo. La visita nel veneziano è stata pure un'opportunità per discutere di Speedline di Santa Maria di Sale e di Superjet International di Tessera, dove quasi 390 lavoratori sono con il fiato sospeso per le sorti delle loro aziende. Sul contratto nazionale, ha detto, il rischio di rottura è alto. Su Speedline e Superjet International si faccia presto. In gioco ci sono posti di lavoro e salvaguardia del tessuto produttivo. Passiamo alla politica. I nostri imprenditori dicono che non servono tanto i soldi, ma ci servono le idee. È il punto di partenza. Sono convinto che l'autonomia produrrà un cambiamento di approccio culturale per andare esclusivamente nella direzione dell'efficienza. Queste le parole del presidente della regione del Veneto Luca Zaia verso la conclusione dell'evento, prima giornata dell'autonomia, verso la concreta attuazione della volontà popolare che si è tenuto oggi a Venezia. E sullo stesso tema, questa pseudofesta è l'ennesima cortina fumogena per distrarre l'opinione pubblica dall'affanno della sua azione di governo e dal fatto che lo stesso Zaia sa che questa autonomia non la vogliono nemmeno i suoi alleati. Noi non siamo contro l'autonomia e abbiamo avanzato in tutte le sedi le nostre proposte, ma ribadiamo la nostra contrarietà a quella differenziata proposta dal governo. Zaia la smetta di dire bugie ai cittadini del Veneto. Così il senatore Andrea Martella, segretario regionale del PD del Veneto. Cambiamo argomento. La grande sala del Consiglio di Ca' Corner, sede della città metropolitana di Venezia, ha accolto la cerimonia di giuramento del terzo corso ufficiali della polizia locale. L'ingresso della bandiera del corpo ha dato il via ufficiale all'atteso evento e fra un mese la discussione della tesi al master di Ca' Foscari. È una giornata importante. Venezia, prima in Italia, ha diplomato i nuovi ufficiali del master in management dei servizi di polizia locale, ha spiegato il comandante generale della polizia locale di Venezia Marco Agostini. Con il giuramento si chiude un percorso formativo che è stato fonte di grande soddisfazione per tutti. Ringrazio l'amministrazione che ha creduto in questo progetto e le donne e gli uomini che si sono già rivelati professionisti attenti. Chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.